Ma io di che classe devo? Del 9? Persona, 85 anni. 85 anni davvero? Porca miseria. Ma per mia? Complimenti. 85. Proprio abbiamo un bel anche stare in gamba. Gli alpini non muore mai. Ma da dove sei originario io? Mi demoriavo. Sempre di Moriago. Sì. Io sei un... Aspetta, come si chiama? Un nome suo, come si chiama? Rizzetto Olivo. Olivo Rizzetto. Sì. Classe 1909, mese e giorno giusto? 11 ottobre. 11 ottobre 1909. Io era qua una famiglia contadina del paese Sì, qua. sì. E Valdi come sei andata invece? Noi altri? Noi altri siamo partiti da qua. Porco, che hanno proprio fotografie. Le fai che ho fatto io. Siamo andati via vicino un'ora prima di arrivare a Udine, Lauzzana si chiamasse. Lauzzana, Colloredo di Montalbano, Colloredo, Taceto, Tarcesimo, tutti i paesi là. Sì, basso. E là, con la fame, si alzava di notte, no? I friulani andavano a piantare le patate, sai che l'età è, e mi di notte andavano a cavallare e mangiavano tutto qua. Le cucinava o...? Ma che crude, tutto quanto. E si lo beccava? Si mi beccava fame. Sì, è 7 anni che aveva? Sì. Ho capito. E così che vi tira avanti? Io tiro avanti così, a salti, castagne, andava a castagne. Sì, perché sei coine là? Sì, dopo i verdi ravi, allora andavo a grattare che lì. Chi fa broada? Perché cosa fa? Sì, fa la provata per tira avanti così. Finché se dopo siamo venuti qua. Quanti eri altri di famiglia? C'era dunque 1, 2, 4 Mia. Mi. Ah sì, perché che altro lo è. Gildo del 3. Gildo del suo fratello. Sì. Pepi? Cincio del 15. In Italia. Bepi? Bepi? No, aspetta, allora aspetta. Piero è. No, se allora l'orino era al mondo l'ora, in tempo della guerra, quindi del 18 No, Bepi è con. Se era mi. Cincio e Gildo 3 sera. Perché dopo nasciti. Il 9, il 13 e 15 perché dopo del 21. E suo papà e sua mamma? Ieri con altri o papà era mita? No, mio papà era in guerra. Di qua, da Piave? Dopo le andate là, allora gli ho mandato, siccome che qui gli aveva le famiglie in base, gli ha mandati a Cerignola, non so a Cerignola, gli ha mandati in fronte. Perché tutti qui che aveva la famiglia invasa, li ha mandati qua sul Montello. Ma lo sentivo che tanti invece che erano stati qua nella zona, invece. Tanti che avevano proprio la famiglia qua e che si venuti qua. No, ben qua non resta nessuno. Sì, ho capito, ma tanti militari che era magari da... Sì, tanti erano stati... Da Ponte a Priula, sono andati ma poi sono stati sul Piave, perché io li mandai da nuovo sul Piave. Sì, ma bisogna vedere che classe gli era, ma... Era Marchi giovane. Perché l'ultima classe era il 99, no? E qui era grappa. Ho capito, sì. 99, 98, tutte le classi da giovani, ma il papà era giovane. Sì, che classe ero io, papà? E papà? È stato nel 75, 80? Sì, là sarà, non ricordo più pulito. Non importa. Ho capito. E con cosa si andati altri paesi da qua da Moriago? Medri? Con caretta, se aveva un bue, no? Un po'. Tirava il carro e tutti così. Con un bue solo che tirava? Uno solo siamo arrivati. E sua mamma e 3 fioi? Mia mamma, 3 fioi, Mesia, con altri 3. Sua zia cosa ieri, sua zia? Mesia, che nome? Il nome era Morgan... Antonia. Antonia Morgan. Antonia? Quelli sono morti tanti. Sì. Dopo 5 morti. Aspetta, ma che no, che spiegami. Quando eravamo ancora qua, sono stati 40 giorni lì qua, sotto i bombardamenti. Ospedale così tanto? Sì. Dopo che era una casa, che loro erano contadini, so 1 chilometro e mezzo fuori, verso il Piave, proprio sotto il Piave. Come si chiamava questa famiglia? Morgan? Quella di... Sì, che dico adesso. E allora là, Morgan. Sì, Morgan. Una sera, arrivai ai germanici, il curano che chiamavano gli altri. E arrivai là, sai che i tedeschi loro sono alla filarmonica, sai anche le guerre allora, come noi altri.
Io arrivai di là, io trovo a vini, io bevo, io mi ci suonare. E di là si vede chi si è accolto. I tedeschi. E allora, il giorno di Rio, io sparavo un colpo, andava 200-300 metri di là della stalla. Loro erano tutti sotto la stalla. No? Sul terzo colpo io c'entravo proprio la stalla, e sì che resta. Sì, è morti. Sì, è morti della famiglia Morgana. E 5 sì di feriti. Chi era che si sta morto in particolare, si ricorda? Qua una donna con un bambino che si chiama Cirillo, che aveva 6 mesi, che le sta ferito. Una gamba che è ancora qua vivo. No, mi è stato solo che io qua in paese. No, Cirillo mi dica il nome giusto ora se sei ancora vivo. Morgan Cirillo, sì, le appena. Morgan Cirillo. Cirillo, a che domande No, non posso a che domande di quel che sta ferito con la mamma in braccio la guerra del 15-18 nella stalla. E gambe, come sei adesso? La gamba, lui le nocciole va via la scarpa sì. Però dopo è sopravvissuto, invece la mamma è morta? La mamma è morta là col bambino in braccio. Che si chiamava come la mamma Antonia? No, Antonia. Non mi ricordo mica, io. Non so io. Non morta in quel colpo là, no? È morta? Sì, è morta là, restata là, morta. 5 morti, insomma, che c'è poi in pieno... In pieno se la sta. La lingua E ora mi diceva questa famiglia che se sta sotto le bombe, qua a Moriago, verso il Piave, in che località ieri? Rive. Località Rive. Ecco. E era proprio all'inizio dell'invasione, diciamo, dei tedeschi? Sì, arrivati qua, quando sta la ritirata del Caporetto, no? Ecco, altri si resta di qua. Ma altri si resta di qua anche tutto il paese? 40 giorni. Tutti qua nel paese? Dopo una notte. Non voglio dire, qua in paese si resta qua tutti? Tutti, dopo 40 giorni, perché siccome che gli italiani sapevano che negli altri a sparare qualche traditorio sbagliano, se no la maggior parte sparava verso il Pra, verso fuori del paese. Perché quando noi siamo partiti e che siamo andati via dopo 40 giorni, al giorno di Rio, che ne è stato uno dei nostri che li veniva a vedere, lo ha raso al suolo. Il paese, perché quando noi siamo partiti tutti i profughi, con i reflettori, italiani di là con i reflettori li dominava. E ora la signora non me l'aveva detto questo? Sì. Si partì tutti insieme? Tutti. Ma pochi quel parroco? No, tutti per conto suo, famiglia per famiglia. Ma e come mai avete deciso proprio quel momento I tedeschi la mandava via, no? I tedeschi sì, perché... a un certo punto... Prima si vede chi ne teneva qua per ostaggio. E dopo, comincia la casa sua, che si è morta la sorella, ancora da nuovo, allora io ero qua. Via, ho capito. Allora siete andati tutti insieme di notte? Tutti quanti. Ma con mezzi dei tedeschi o mezzi propri? No, mezzi con carretto, con carro, con bue, con aria, con tutti. E io questo ricordo dei riflettori o che hai detto? Sì, mi ricordo. Erano questi riflettori? Dominava, sì. Tutti quanti perché se pensi che in quel tempo loro non sparavano anche un colpo. Mentre gli sapevano che era proprio, no? Quando noi ci siamo allontanati, che ormai c'era fuori tiro, qua io ho cominciato a tirare in paese e qua io ho spaccato. E il giorno dopo se veniva un vostro paesano? Sì, un paesano, meno Caporini, De Biasi Domenico. Domenico De Biasi, detto meno? Detto meno, sì. Caporin, di soprannome. Meno Caporin. E io se tornai, era un tosato, era un uomo, cos'era? Sì, no. Cosa fai? No, aveva una età che non era neanche... Era fuori dalla guerra. L'uno. E le venivo qua. Era trovato tutto distrutto. Dopo se ritorna via da nuovo io? Sì, è per Dio. Sì, perché dopo qua. Ho capito. Interessante questo qua. Ma è il parroco, dove sei andato? Ma non so, il parroco non mi ricordo. Non è venuto via qua altri? No. Era già andato via, era probabilmente. Può darsi che sia andato via. Non la ricordo. Sì, perché mi non ricordo. A San Vito, ad esempio, del Valdobbiadene, in altre parti, era il parroco andato insieme. Sì, anche qua, io il parroco che lo seguivi, la frazione di Moriaro, il parroco le ha seguiti.
andati via insieme. Invece noi abbiamo detto tutti per conto proprio. E il dottore che si ricorda che altri... Nessuno non me lo ricordo. Che altri personaggi, quale paese? So che noi abbiamo era una famiglia grande, no? Allora siamo riuniti, 2 o 3 famiglie siamo partiti insieme. La vostra famiglia, mi pare, se non mi ricordo il nome, sua, Risetto. Detto cosa, soprannome? Detto Preset. Preset. Come piccola presa. Sì, Preset. Così siamo stati un anno, dopo un anno quando venivano gli italiani. Come era la situazione, come ha detto? Qua? Era che case ancora in piedi? 2 o 3 casette qua, qua in piedi e da giù, se no tutto a terra. Dove capitava il mico su? In che zona di preciso stavi del Moriago? Dalla parte qua a sinistra da dove sono. Ma il borgo come ieri c'è la località di preciso? Il colmello, la zona, come che c'è mai? Quello sta, Presetto sta dove? Cioè io dove stavo? Perché di solito nei paesi che si va... Via San Gaetano? Via San Gaetano? Sì, che nella cedetta, qui via San Gaetano. Anche allora si chiamava via San Gaetano? Sì, via San Gaetano perché era la cedetta che attualmente là è ancora là. Verso la cesetta di San Gaetano? Verso la cedetta di San Gaetano. E là come ieri? Tutto alla radio da solo. E la campagna avevi un po' di terra, Valtri? Sì, si lavorava, c'era mezzadri. Di chi eri? Della Isabella Bellotta. Anche Valtri? Sì. Anche loro era sotto Bellotta? Sì, anche loro. Era grossa questa parona Bellotta? Sì, aveva tanta terra qua, sì. Ma così carogna era sta Bellotta? Oddio. A Panoccia di qua mi diceva che Panoccia è mia. Come mai? Era sola, Vedova sola. Paura di morire di fame. Ma era una carogna. Mangia polenta renga. Sì? E poi che sai? Che la trovai là? Qui? Un nipote? Certo Savoini. Qual è la donna? Lui per primo colpo la ciapà la comprava una bella lancia, e quelle grosse. Dopo andava a fare le corse sulle miglia. Perché una volta la ciapanca fu, insomma che ne ha portato 3-4 macchine, no? Finalmente che la mangia fuori tutto. E allora quando che lo sentiva partire, che stava in piazza a Moriago, la chiesa, allora dice ecco Savoino via, perché all'alta erano un degli semina il grano, si chiama concol, un concol però, allora dice via un concol, via un altro concol finché la mangia fuori tutto, la mangia tutto. E adesso che mi stai a fare? Ah no, è morto ormai. L'endà, perché lì io ho scritto lui, l'endà a Sondrio e l'era impiegato sotto una impresa e aveva sposato una maestra, poi è morto giovane, 61 anni, è morto perché mi aveva scritto. Aveva scritto perché era così? Perché aveva scritto così? Per amicizia? No, perché aveva scritto l'ora perché siccome che lui era sotto un'impresa, allora non era sotto se mi trovava lavoro, E che ha trovato lavoro? No, non sono andato. Ma insomma è andato via dal paese dopo? Sì, è andato via, è andato a Sondrio. E dopo Fioi ancora? No, quello non lo so, non credo. Niente, così si era estinto questa grande famiglia, insomma, questa proprietaria, questa proprietà. Ma dove saltava fuori sta Bellotta? Non so dire che mia perché sa. Sì, i frati io mai a tutta. Dopo era i frati. Perché i frati che venivano roba. Ah sì? Sì, venivano loro, era tanto vista con la religione, con i frati, no? E là che mandava su tutto. Ah, un po' i frati, un po' il nevono. Il nevono ha fatto la fine, se no prima E dopo se la portava via e quando le perde passerà. Chi la va a portare? Questo non... Chi la menava via con furgone. Mi ricordo, e tutti i mesadri io in bicicletta perché chi c'era a far mai che tutto l'anno io, no? Perché siete andati io in bicicletta? A dare il funerale, no? Ah, quando è morta? Perché la portava a Polina, no? Le la portava a Polina e a questa, perché i frati era a Polina. Ah, quelli della Bazzia delle Polina? Di Polina. Allora era la voleva andare, il cimitero della Bazzia di Polina. Ah, ho capito. E dopo se aveva un fattore, certo Renzo. Anche quel l'ha fatto un po' perché fammi fare al fattore un anno, se non mi fai ricco sarà mio danno. È così, no? Ma ascolta una roba, ma sto funerale, mi spieghi questo funerale? Sì. È morta qui in paese Moriago? Sì, morta qua. Sono venuti a prenderla chi? Gli ha fatto il funerale qua in chiesa. Hanno fatto il funerale in chiesa. E dopo l'ha caricata su un furgone, no? Una macchina qualunque, no? Una macchina. Sì. E gli ha portato a seppellirla e tutti i mezzadri che sono andati in trio, sì, in bicicletta. In bicicletta. E ora che vuoi anche bene? Io voglio bene così tanto. Vabbè.
Ma come l'ha persa, che diceva che la perdeva? Perché le parò nella casa per attraverso, ho creato il Corea. Sì, mi abbiamo visto bene che quasi gli caiò. Ah, per poco a cascata? Sì, cascavo, come Dopo in mezz'altri che tornai, sei andato fino in fondo alla collina o no? sì, e dopo io tornai a casa, no, Ho capito, questo sei Isabella Pelota, però non c'entra con la nostra guerra. sì, no. La nostra guerra, mi ha detto, si stati qua 40 giorni, Sì. siamo andati via. E dopo, Valtteri, prima tappa, siamo andati direttamente in Friuli, Valtteri? No, siamo fermati a Conegliano qua. Conegliano. Dopo da Conegliano siamo partiti e abbiamo fatto una tappa a Spilimbergo. Sempre con mezzi propri? Sì, sempre come a Spilimbergo. E dopo da Spilimbergo siamo andati a Colorado di Monte Albano. Là siamo stati là un periodo di tempo a Colorado di Monte Albano, non mi ricordo bene. E allora dopo siamo andati a Launzana, che sarebbe vicino in Spagna. E là si dà tutto il tempo, insomma. E là siamo stati là finché finì la guerra, finché mio papà in scala. Come E allora dopo in a caricare, mi ricordo era uno che aveva 2 cavalli, e a caricare su tutta la roba, quella che si aveva portata via, no? E la caricava sul treno. Perfetto. Di qua. Bisogna che scambio perché adesso penso È finita là. bisogna che vai anche a ridorsi, no? Come nientati. Va bene. E bisogna che vai a comprare anche un rullino. Non muovetevi perché gli doveva andare al po'. Non doveva fermarsi al po'. Io sentiva dire questo, sentiva che diceva. Sì, gli doveva andare al po'. E allora non si muovono, no? Invece loro gli venivano di qua, l'erano di abbondanza, no? Gli venivano qua i germanici soltanto. Poi si ubriacà, io bevuto, io spaccai, sparava dentro per le botti del vigno, tutto quanto. Lui si ricorda? E si afferma qua, sì, e si afferma qua, e allora intanto i nostri italiani gli si fortificati, li affermava qua. E mi fregavano. Cioè, come si che a volte che c'è poi in pieno a casa. Sì. Che località ieri hai capito che a casa era alle 5? A Rive. Ah, a Rive, sì, mi hai capito. Ma come ieri vestiti germanici col ciodo o cosa vuoi? Sì, con gomiti qua del cuoio, i ginocchiai corico del cuoio, ma come i bavaresi, grandi. Il presidente sta sempre, insomma, sì. magari fatto mai a grassi anche no, i maiali, vesti i maiali. Ha detto che legge sui libri che le donne che saltare addosso a queste donne. No, quella no. Non pigliare tutto quanto per mangiarsi tutto quanto ma se no dopo quella non posso Dio. Così insomma. C'erano le cose che ne guerra? Più o meno, se robe che ricorda un poco. Sì. Tanti mi dice che vivevi in Jugoslavia, che vivevi in mente ora, che vivevi in mente. Mi dico che robe là mi vengono. È vero? Che è successa? Perché era quando voleva cascare la granata l'ha fatto così noi. Ti ho messo il masso e te. Sì, istinto, no? Che se erano qui così come forse. Anche i dottori si vedeva che ma criticava, ma appena che sentiva un rumore, appena che sentiva un lampo, mi diceva ma cosa ha che lei così? Ecco, era stata scossa e era stata... La paura non è sangue, no. Vabbè, comunque dopo vi si fate famiglia, il buon chiodo, sì. tutto va bene. Sì. Quello che finisse in qualche maniera. Sì. Guarda, vieni a bere a casa. Cose qua. Se no, sono qua sì. No, vedrà che qua. Anche però non regalo il libro, Io subito mi regalo i miei libri. Non li regala i miei libri, l'avete Fa lo sconto se vuoi. No, non posso purtroppo. Per Dio, perché il lavoro. Perché viene a fare un libro che da 2 anni studio a lavorare. Allora non fa un prezzo speciale se vuoi, dopo vedremo. No. Non libro. Sì, ma non posso regalarli. No, regalarlo tutto. Come faccio un prezzo buono? Se vuoi, sì, no, faccio veda, però veda mai nel piccolo. Sì. Intanto bisogna che fare, dopo che ne parleremo. Perché adesso sono in giro, intanto vado a farlo, cosa fatica. Ora che ho finito tutto.